Allora, sempre con la Presidente qui con noi in studio, parlavamo di accesso al credito con aspetto fondamentale proprio per poter creare impresa, poter proseguire nelle sfide che le imprese, proprio perché tutto va velocissimo, i cambiamenti sono purtroppo molto repentini, bisogna affrontare. Qual è l'ostacolo? Quali sono le problematiche? Sono generalizzate, cioè a prescindere tanto per gli uomini quanto per le donne, in genere l'accesso al credito adesso è un problema, oppure voi in base anche agli studi che avete fatto c'è una differenza di relazione con l'istituto di credito, con il concedere, l'apertura anche di un fido o quant'altro? L'accesso al credito è un tema nevralgico per tutta l'impresa, sia di conduzione prevalentemente maschile che femminile. E intanto volevo un appunto che è questo: quando parliamo di impresa femminile io parlo di imprese secondo quello che è il dettato dalle Camere di Commercio, come risalente alla legge 215, oggi ripresa ampiamente con il Fondo Impresa Donna di cui parleremo fra un attimo. Si tratta di ditte individuali, di società di persone o di capitali in cui c'è la prevalenza delle quote sociali femminili. Questo non vuol dire che si va a coprire l'intera presenza di imprenditoria femminile. Quindi stiamo parlando per circa 1.400.000 imprese in tutta Italia, e vuol dire intorno al 20 al 22% sparso nelle varie province italiane di tasso di femminilizzazione di impresa, quindi quante imprese femminili rispetto al totale delle imprese maschili. Quindi vuol dire che a livello italiano siamo quasi 7 milioni di imprese, di cui 1,4 milioni sono femminili, rispettiamo questo 20%. Tutte queste imprese hanno bisogno di accedere al credito, talune in taluni momenti ci sono degli accessi al credito che sono strutturali all'avvio di imprese, al rinnovo dell'attività, altri invece che vanno a sostenere il circolante, quindi un credito commerciale. Facciamo attenzione in particolare sul credito a cui si accede dal punto di vista strutturale. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire inizio a fare un'impresa, la struttura ce l'ho nella mia mente, è un sogno, deve diventare realtà. In quel momento ho bisogno di una serie di sostegni, che il credito vuol dire, il mio motto che ormai ho coniato, credito è credibilità, fa rima con credibilità, perché laddove non c'è la credibilità il credito stenta molto ad arrivare, e la credibilità è fatta da una serie di fattori che sono soprattutto l'ente giudicante della mia richiesta di credito, cosa vede in me o nella società che si è andata a costituire per poterci concedere il credito. La stragrande... Quindi vuol dire come si presenta la mia azienda, i progetti che ci sono, il business plan, tutti i bilanci eccetera di vario genere, se per l'istituto di credito sono validi e credibili per concedere il finanziamento sostanzialmente. Certo. Sono tanti parametri da tenere conto. Tanti parametri, principalmente nella storia del sistema del credito i fondamenti sono il valore patrimoniale da una parte, le garanzie prestate. Oggi anche l'Europa ci invita a tener molto conto invece dell'idea di impresa, di business, quindi far valere il business plan. Queste sono delle innovazioni che sono state importate e approvate nel 2020 dal documento EBA, che contiene a livello europeo quelli che possono essere dei paradigmi, quindi anche la sostenibilità dell'impresa sul mercato. Chiaro. Qual è l'impatto ambientale che avrà questa impresa? Oggi si parla di economia circolare, ma la circolarità vuol dire anche quanto riesco a produrre con la mia impresa nel mio territorio, quanto il territorio riesce a ridare all'impresa. Questo sia per quanto riguarda l'impresa, è un punto di osservazione, sia quanto fa un sistema bancario sul territorio. È importante creare un circuito virtuoso. Stavo leggendo il messaggio che è arrivato poco fa, diceva, vediamo se me lo rimettono in onda dalla regia, che così posso leggerlo un attimo.
Eccolo qui. Le donne sono spesso avanti e il Presidente dell'Europa ne dà degno esempio. Assolutamente sì, e il Presidente d'Europa dice anche che non possiamo essere solo un 50%, a metà strada, solo un 50% che va in quella direzione. Le donne devono assolutamente essere parte attiva e propositiva nella nostra comunità economica. In questo momento è appena stato emanato un decreto che stavamo aspettando dal fine anno, il decreto del Ministero dello Sviluppo. Il 30 di marzo ha dato le regole di guida per l'accesso al Fondo Impresa Donna. Si tratta di 200 milioni di euro che vanno a favore sia per l'imprenditoria, le start-up, e sia quindi l'avvio di impresa, più correttamente da dire, e sia per il consolido di aziende che già sono sul mercato. Sono 40 milioni a favore delle prime, 160 milioni a favore delle seconde. E c'è un contributo a fondo perduto importante, si parla di un 50% a fondo perduto, non è uno scherzo. Certo che talvolta i commenti, ma sono troppo pochi, ci sono. Quindi quello che io sto facendo, una serie di incontri, diciamo più volte al giorno, per sollecitare a pensare alla possibilità che si ha o di pensare di realizzare quel sogno come impresa femminile, oppure consolidare, rivedere alcune apporti strutturali che si possono portare nelle aziende esistenti e approfittarne. Ecco, però lei dice realizzare quel sogno. Allora, una cosa è consolidare un'azienda che è già in essere, godi di un ulteriore di un beneficio economico, però l'azienda c'è. Una cosa è coronare un sogno, cioè nel senso che la donna che magari se non fa niente perché è un discorso, si cimenta in qualche cosa, però se magari lascia un'occupazione che non le piaceva, che non era più soddisfacente o non la reputava più idonea alle proprie aspettative e corona quel sogno, per intraprenderlo deve avere la sicurezza di ricevere il finanziamento. Quindi come funzionano questi finanziamenti? Vengono dati ex post o ex ante? I finanziamenti cioè dopo la realizzazione o prima? Vengono dati, sia a tempo 24 mesi dal momento in cui viene approvato l'idea di impresa, il progetto di impresa, che deve avere già dei preventivi, un'istruttoria di pratica, okay, no? sì. Nel senso che diamo già, no, ho l'idea di, ma quali sono i parametri, un business plan corretto, quindi leggendo il decreto poi è molto specifico, per cui non ci si può sbagliare, però si hanno 24 mesi dall'approvazione per poter fare avere tutta la possibilità di. Quindi vengono dati ex post, però si sa che se il progetto coincide poi la realizzazione con il progettato, ma poi c'è il sistema delle banche, c'è il sistema dei confidi, quindi degli istituti di garanzia collettiva che si affiancano all'imprenditore per poter anche fare da cuscinetto in questo periodo, perché ovviamente per fare domanda bisogna affidarsi a chi lo fa di mestiere, a chi si affida alla finanza agevolata e lo fa quotidianamente, e quindi è lo stesso che ci dà dei suggerimenti se l'idea e i documenti presenti possono avere un esito favorevole. Certo che poi, siccome le domande saranno tantissime, è a livello nazionale questo. A livello nazionale saranno tantissime, ovviamente non ci si deve arrabbiare se non arriva il proprio nominativo, però se non altro, se non ci si prova, il denaro non arriverà sicuramente. Però se poi, leggo anche il messaggio che era arrivato, ma la risposta era anche un'impresa costituenda che si deve costituire, quindi sì. Eccolo qua, per accedere a quei fondi bisogna essere già impresa o anche da costituire? Anche da costituire. Anche da costituire, sempre al femminile naturalmente. Certo, con i parametri che dicevo prima. Esatto, però se dopo la donna che ha intrapreso questa attività e tutto, perché saranno tantissime le domande, non vede riconosciuta la propria domanda, si trova sulla
attesta un macigno economico. Ma se non viene riconosciuta la domanda, essendo una costituente, non la costituisce. No, non la costituisce, quindi non è che deve essere... Però il fondo è un aiuto in più, quindi ci deve essere. Cioè uno ci dice, ero già dell'idea di farlo e mi viene questo aiuto in più che non era aspettato. Aiuta certo. moltissimo, solo che torno ad un'idea di base economica, non si fa impresa perché c'è il fondo. Si ha idea di fare il fondo, di fare l'impresa, si rispettano dei parametri chiari, puntuali di quella che è la regola di un'economia d'impresa, perché poi si coccia con quello che è un'altra evidenza che dei dati Istat che abbiamo appena fatto elaborare come terziaria donna nazionale dal studio Tagliacarne, che si occupa di tutti i dati che vediamo nelle camere di commercio. Ed è evidente quanto sia alta nei primi 3 anni di vita dell'impresa, femminile in particolare, ma anche maschile, il fatto che ci sia un crash, quindi si chiuda l'impresa. Quindi 3 anni, sì, ma 3 anni sono proprio, a volte 3 anni, è il tempo per capirsi se l'impresa può andare sulle sue gambe. E purtroppo la maggior parte non riesce a stare in piedi. Purtroppo, ecco perché non si fa impresa perché c'è il fondo. Si devono avere dei parametri e dei paradigmi chiari, ovviamente aiutati da professionisti, da commercialisti, piuttosto dagli enti, come diceva, di garanzia del credito, nel quale si fa un'analisi preventiva se è il caso di farla o no. Perché se no, ancora prima non ha senso, ma perché non sta in piedi l'idea di impresa, è difficile fare impresa. È bravissimo, volevo proprio chiedere questo, allo stato attuale, anche per le donne, c'è un limite di età? No. Chiedeva. No, non c'è limite di età, ma allo stato attuale per fare impresa per le donne, ma anche per gli uomini è più difficile rispetto a un tempo, e questo è un dato di fatto, prescindere da, ma per le donne è più difficile, vista il periodo in cui ci troviamo, perché non stiamo a guardare rose e fiori, ma vediamo le contingenze attuali, perché usciamo da una crisi, finita la crisi del 2008, siamo precipitati, ci siamo risollevati col 2019, neanche a respirare è precipitato il Covid, adesso ci troviamo, cioè ragazzi mi sembra è veramente un terno all'otto, per cui se questa è la realtà, chissà la prossima crisi che cosa, questa neanche è finita, appena incominciata, immaginiamo come deve essere l'impresa, è possibile farla, la consiglia? Sì, l'impresa è sempre valida, laddove, ripeto, ci siano dei fondamentali che ci permettano di avere chiara la possibilità e la fattibilità dei nostri progetti. È difficile perché è molto complicata la normativa, sono molto pressanti, oltretutto tutte queste crisi, questi eventi straordinari di cui stiamo parlando, crisi economiche, crisi pandemica, oggi una crisi bellica che ovviamente non avrà poche conseguenze, sono tutti elementi che appesantiscono anche le normative che vengono messe in atto per le salvaguardie ovviamente di situazioni che precedentemente hanno dato dei segnali negativi o più che negativi hanno evidenziato delle fragilità su situazioni precedenti. L'impresa però è il motore della nostra economia, o soprattutto in un'Italia in cui l'impresa è come dicevo all'inizio, è familiare, cioè per antonomasia c'è la piccola, micro e la piccola impresa. Le grandi imprese sono realtà virtuose di grandi dimensioni, ma che non raccolgono dentro di sé il tessuto sociale, cioè socialità, armonizzazione nella vita con il lavoro, la si va a studiare nelle piccole realtà, perché è un tutt'uno. E questa è la grandezza della nostra economia, soprattutto nel nostro Veneto, dove siamo i capolista, chiamiamoci in questo senso, riguardo. Però è complicata. Assolutamente, no, infatti torniamo anche su questi aspetti e altri, scriveteci i vostri messaggi così possiamo anche rispondere in pubblicità.